Ovviamente dopo Bach si può suonare soltanto Bach. Quindi
vi eseguirò una sarabanda della quinta suite di Bach, che all'epoca è stata scritta in modo modernissimo, scordando il La a Sol naturale.
Vi avevo annunciato qualcosa di sublime, ritengo di non avervi deluso. Giuseppe Barutti è davvero un grande violoncellista. Abbiamo ascoltato 2 brani definiti forse i più grandi, belli pezzi di musica mai scritti, di Johann Sebastian Bach, la suite numero 1 in sol maggiore e la suite numero 2 in re minore, collegate tra di loro con un ponte modulante, come ha detto Giuseppe Barutti, modulante tra i 2 mondi, quello di sopra e quello di sotto. Speriamo con i sensi della cultura di avervi allietato un'oretta, di avervi dato la sensazione di essere a teatro, di essere in auditorium, di aver fatto il nostro dovere, di informare e di fare informazione di qualità. Teniamo moltissimo a questo. Grazie e alla prossima.